Una delle località più suggestive del bel paese è sicuramente Lambrate, detta la New York d'Europa. Con i suoi palazzi imponenti, ricchi di attività commerciali, dai particolari store bengalesi alle incredibili lavanderie automatiche, fino agli accoglienti bar a conduzione familiare. Oggi Lambrate è la nuova frontiera del turismo internazionale. Ciao. Questa è la Main Square, la rotonda di Viale delle Rimembranze, il cuore pulsante di downtown. Ancora oggi ritrovo per l'imperdibile rito della birretta del mattino. Questa piazza, oltre ad essere il luogo di incontro della OMGL, l'Organizzazione Mondiale dei Genitori di Lambrate, è anche sede dei campionati europei di ping pong da piazza e dei campionati outdoor di gioco della bottiglia, specialità limone duro. Alle mie spalle il sito archeologico dell'ex Innocenti, la vera risposta al Colosseo e al Partenone. Seconda solo alla Basilica di Monreale, tada! La Cappelletta. All'interno si può ancora apprezzare il famoso Cristo con la collina in bocca, condizione forse dovuta ai profumi della vicina trattoria. Eccoci qui nel Trade District, il quartiere detto Little Italy, meraviglioso esempio di gentrificazione con il riutilizzo di vecchi spazi. Qui, nel vecchio stabile della Lidl, ci hanno fatto la Lidl. Ma adesso andiamo subito sulle rive del grande fiume, il Lambro, dal quale deriva il nome Lambrate, la Lambretta e il Lambrusco. I wanna be a part of it. Lambrate. Ma è nelle incredibili analogie con la Grande Mela che Lambrate scopre la sua anima più profonda. Questa ad esempio è via Conte Rosso, il Greenwich Village di Lambrate. La grande attività culturale si mescola con l'incredibile offerta enogastronomica. In questa via abitano artisti, poeti e grandi personaggi come ad esempio me stesso. Central Park Folly. Per la purezza dell'aria che si respira e per la ricchezza di acqua fresca rappresenta un punto di riferimento per ritrovare benessere e contatto con la natura. Via Ventura, il top per quanto riguarda mostre, gallerie d'arte, comunità di disintossicazione. Se New York è la Grande Mela, Lambrate è la Grande Pera. Con il mare della Liguria a portata di mano a sole 2 ore e mezza, a sole 3 ore dalle Dolomiti, Lambrate si candida ad essere il luogo ideale per le vacanze. Vieni in vacanza a Lambrate, io ci vivrei, cioè ci vivo. It's up to you, Lambrate, Ciao. Ma dai!